Siamo con Michele Canali, vicepresidente di Ipogroup Cesenate. Michele, in questa pillola presentiamo la stagione dell'ippodromo da qui fino al 6 gennaio, che sarà ricca di appuntamenti. Sì, diciamo che stiamo organizzando proprio quella che abbiamo denominato la stagione di Natale. E abbiamo identificato 3 date a dicembre che sono il 12, il 19 e il 26, con la chiusura finale il 6 di gennaio col Gran Premio della Vittoria. Sarà una stagione intensa perché stiamo allestendo diverse cose come dei cori gospel che saranno il filo conduttore che ci porteranno fino al 6 gennaio e poi come sempre l'atmosfera magica del Natale con speriamo tanti bimbi, famiglie, pubblico femminile che possa venire all'Arcoveggio per godere anche con i pony che saranno a disposizione per i bimbi che vorranno provare, e tutta una serie di diciamo, attrazioni, dal vin brûlé, dallo zucchero filato alle castagne, che caratterizzeranno in maniera forte il Natale. La giornata conclusiva sarà il Gran Premio della Vittoria, che è il 6, ma prima ci saranno 3 appuntamenti importanti. Il 12 ci sarà la finale del trofeo Gentleman for Life, che è questo trofeo che noi facciamo tutti gli anni di solidarietà, e quest'anno andrà agli amici di Casa Insieme. Il 19 ci saranno praticamente 2 Gran Premi, il Gran Premio Due Torri e poi anche la finale del Gasparretto, che non si è fatta il giorno del Continentale. Il 26, quindi subito dopo Natale, si concluderà l'anno 2021 con la finale del Croce Rossa, dove saranno presenti anche tutti gli attori che durante l'anno ci hanno assistito in queste donazioni. Bene, ringrazio Michele Canali per questa illustrazione della stagione da qui fino al 6 gennaio.